Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo di due figure molto importanti nella pratica magica, il cerchio e il triangolo. Vedremo appunto il loro significato, il loro senso esoterico più sottile, più importante e vedremo appunto in quali momenti e in che misura è applicato e con che modalità vanno applicati queste due figure. Cominciamo dalla figura che ritengo principale per una questione simbolica e che riguarda direttamente l'operatore, che è il cerchio. Il cerchio, appena lo nominiamo, immaginiamo già il cerchio che ci si disegna intorno. Noi ne abbiamo parlato molto spesso nelle tecniche difensive, quando disegniamo un cerchio di fuoco intorno a noi con la nostra immaginazione, oppure ancora quando eseguiamo il rapidissimo sistema del pentagramma, cioè disegniamo il pentagramma nell'aria verso i 4 punti cardinali, ruotando appunto in senso orario, formando così un cerchio di protezione. Ma è un cerchio appunto che dissolve il negativo grazie ai nomi divini che vengono invocati durante l'applicazione appunto del pentagramma nell'aria. Chiusa questa parentesi, vediamo appunto il cerchio cos'è. Intanto è una figura geometrica ritenuta perfetta, poiché ogni punto della circonferenza è perfettamente equidistante al centro, dunque già di suo porta una simbologia elevatissima che è il simbolo appunto della perfezione, l'essere perfettamente autorealizzato. In questo senso l'essere autorealizzato entra ed è in profonda connessione con il divino. Quando si entra in un cerchio, dunque, il cerchio fa da ponte di connessione fra noi e il divino. In quel momento l'operatore o il mago che si pone al centro del cerchio ritto deve avere la perfetta consapevolezza di essere uno con il divino. Ovviamente per arrivare a questa consapevolezza ci sono degli esercizi di presenza e ci vuole un grandissimo lavoro interiore che comunque a piccole mollichine stiamo vedendo nei nostri video. Dunque il cerchio non è di per sé una figura difensiva, in realtà è un ponte di collegamento, dunque il cerchio non difende di suo, a meno che non sia un cerchio di fuoco, chiaro, in questo caso il fuoco che visualizziamo mentre tracciamo il cerchio è un fuoco che non permette alle influenze negative, alle varie larve o entità dell'astrale di avvicinarsi a noi e di farci del male, ma nella ritualistica, quando disegniamo il cerchio a terra, quel cerchio in realtà è una chiamata, una connessione, come se noi stessimo componendo un numero nascosto, la cui cifra siamo noi e che ci collega appunto al divino. In quel momento, nel momento in cui si stabilisce la connessione fra noi e il divino, all'interno della figura del cerchio, noi diventiamo uno con il divino, ma è chiaro che dobbiamo essere molto molto consapevoli in quel momento di questa cosa, cioè nel momento in cui siamo dentro, nel momento in cui operiamo, noi non è il nostro io, il nostro ego a operare, ma è il divino attraverso di noi. È importantissimo questo passaggio e ci permette appunto di avere una consapevolezza diversa delle nostre azioni mentre stiamo eseguendo un rituale o mentre siamo durante l'espletamento di una cerimonia. Dunque abbiamo visto appunto che in quel momento siamo all'interno del cerchio, il cerchio è simbolo di perfezione, noi siamo una cosa sola con il divino, abbiamo raggiunto in quel momento una connessione tale, cioè ci fermiamo ovviamente all'interno del cerchio e cerchiamo di ricreare questa connessione. Sicuramente ci sono molti metodi e uno potrebbe essere appunto quello di
espandere la propria consapevolezza fino ad abbracciare tutto il creato, ancora di più, cercare di espandere fino a raggiungere tutte le sfere, compreso quelle dei regni spirituali più elevati. A quel punto è come se sovrapponessimo la nostra essenza a quella del divino e in questo momento a quel punto abbracciamo tutto, siamo uno col divino e riportiamo dentro la nostra essenza questa connessione, questa consapevolezza e questa percezione e cerchiamo di mantenerla il più lungo possibile. Questo è un esercizio che per esempio possiamo fare ogni volta che abbiamo necessità di sentirci una cosa sola con il divino e poi è chiaro che ciascuno sulla base della propria consapevolezza, del proprio sviluppo, della propria coscienza, ma anche di quelle che sono le proprie credenze, quelle che sono le proprie influenze rispetto a quello che ci è stato trasmesso, insegnato, il tipo di esperienze anche di natura religiosa che possiamo aver avuto, abbiamo ognuno dunque una sua chiave, una chiave personale che ci permette appunto di sviluppare questo senso di connessione. Non importa dunque quale chiave useremo, e anche perché tutte le strade portano a Roma, voglio dire in questo senso che non c'è una strada migliore dell'altra, l'importante è che ciascuno di noi sia consapevole di cosa va a fare quando è all'interno del cerchio. Questa è la natura del cerchio, dunque ripeto, è un ponte, un collegamento fra noi e il divino. Poi è chiaro che può essere tracciato nei modi più disparati, c'è chi semplicemente lo traccia con una manciata, un pugno di farina, con dello zucchero, chi lo disegna con un gesso, chi invece magari ha un telo nel quale ha appunto ricamato o dipinto il cerchio con altri simboli che rafforzano questo senso di connessione, possono essere nomi di intelligenze angeliche oppure nomi divini, che comunque poi è la stessa cosa, simboli, tutto ciò che appunto l'operatore senta possa rafforzare questa connessione e che lo possa aiutare nel raggiungere il giusto mood mentale. Per quanto riguarda dunque il tracciarlo, poi può essere tracciato anche con altri strumenti, può essere la bacchetta, può essere la tame o la spada, che dir si voglia. A questo punto, cioè sono due cose differenti, la tama e la spada, però ecco, l'operatore può scegliere quello che preferisce e nel momento in cui lo fa chiaramente ha dentro di sé chiaro il senso di quello che sta facendo. È importantissimo infatti non fare azioni meccaniche, ma ogni piccolo gesto, ogni piccolo momento, passaggio che compone l'intero rituale deve essere fatto con un'assoluta presenza del momento, nell'azione che viene compiuta e con la consapevolezza del senso, del significato più profondo di quello che si fa. È questo che è sempre importantissimo tenere a mente. Dunque tracciamo il cerchio con lo strumento che ci sembrerà più opportuno o a seconda della natura del rituale o a seconda della nostra predisposizione o della nostra preferenza e siamo consapevoli di cosa andiamo a compiere. Dunque abbiamo capito che il cerchio, al di là di quello che può essere un simbolo, è utilizzato in modo pratico proprio nel momento in cui si intraprende un rituale. Un'altra figura che ho detto essere molto importante è il triangolo ed è importante, importantissimo perché sempre durante il rituale permette di creare uno spazio dove accogliere un'entità che si va a chiamare. Allora, intanto partiamo dal fatto che il triangolo ovviamente porta con sé i significati del numero 3. Allora, il numero 3 non sto lì a spiegare cosa rappresenta, ma
nel nostro immaginario e anche nel nostro retroterra culturale, legato appunto al discorso religioso, il 3 sappiamo che corrisponde alla Trinità. In ogni caso sono tantissime le religioni, le culture, i credo sparsi nel mondo che si fondano appunto sul 3, sulla Trinità, che appunto poi va da religione a religione, cambia nomi, ma ecco, non entro nel merito, avete capito benissimo. A questo punto è chiaro che 3 sono anche i corpi che compongono la nostra essenza completa, dunque il corpo fisico, il corpo animico e il corpo mentale. E siamo già, come vedete, ritorna di nuovo al numero 3. Insomma, il 3 ha un'importanza grandissima e non solo, il 3 si rifà alla manifestazione sul piano materiale, dunque è la manifestazione del divino, delle forze divine o comunque di quelle che sono le forze spirituali nel piano materiale. Cominciamo già ad avvicinarci al senso e al perché durante la ritualistica il triangolo è importante e perché è un luogo per accogliere un'entità, perché appunto permette di convogliare le energie spirituali e di manifestarle su questo piano della realtà, proprio perché il 3 appunto manifesta, cioè serve a rendere manifeste delle forze che altrimenti non avrebbero modo di manifestarsi e palesarsi. Dunque è un creare uno spazio in cui accogliere e in cui delimitare, cioè al di fuori di questo spazio l'entità chiamata non potrà muoversi e comunque all'interno di questo spazio trova il modo di manifestarsi proprio grazie alla figura e al numero insito in questa figura geometrica, il 3. Come ho detto appunto è la forza della manifestazione. Il 3 è anche associato a Saturno, è il numero magico di Saturno, il quadrato magico di Saturno è di base 3, poi il risultato, cioè il numero per ogni linea o per ogni colonna è 9, però il quadrato magico appunto è su base 3. Dunque c'è una connessione infatti tra Saturno e le forze della manifestazione, perché Saturno è diciamo l'ultimo pianeta, in realtà poi ne sono stati scoperti altri che sono i pianeti al di là appunto di Saturno, sono quelli più lontani dal, dal centro, insomma i pianeti più lontani del Sistema Solare e hanno un'influenza di tipo spirituale non solo sulle grandi masse ma anche a livello individuale per quello che riguardano i cambiamenti interiori e la crescita spirituale appunto. Perciò è come se fossero al di là del campo fisico. Infatti Saturno è il guardiano della soglia e dunque in questo senso delimita, circoscrive il mondo manifesto e materiale. Ecco che torna il senso del 3, cioè la possibilità di manifestarsi di forze che altrimenti non hanno questo mezzo, la capacità di manifestarsi, seppure siano presenti. Dunque il triangolo in ritualistica viene posto di fronte all'operatore al di là del cerchio, perché nel cerchio ci si pone l'operatore e nessuna entità può entrare nel cerchio perché nel cerchio c'è l'infinito e la connessione col divino, nel triangolo c'è il finito, cioè l'opera realizzata, la manifestazione di qualcosa che trae appunto sorgente dall'infinito. Dunque l'operatore è paragonato a Dio nel momento in cui opera e opera con la consapevolezza di essere una cosa sola col divino e l'entità chiamata deve stare all'interno del triangolo perché è una entità manifesta, è un qualcosa di finito e non di infinito. Ecco, questo è più o meno il senso di questi due strumenti dei loro significati occulti. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui e vi rimando alla prossima condivisione e al prossimo appuntamento, se vi farà piacere, di passare un po' di tempo con me. Vi ringrazio appunto e vi auguro un buonissimo proseguimento. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.